Assessore Gibelli, qual è l'augurio che lei oggi ha voluto portare a Mara Navarria? L'augurio è che lei centri il suo obiettivo. Mara Navarria è all'apice delle sue potenzialità e della sua carriera. Si è data degli obiettivi, li ha quasi sempre raggiunti. Il fatto che sia tornata in modo così prorompente vincendo un campionato mondiale dopo la maternità già ci dice chi è Mara. E con lei, il nostro aquilotto, speriamo che voli sempre più alto. Ciò detto, lo stesso augurio ovviamente lo rivolgo a tutti gli atleti della nostra regione che parteciperanno alle Olimpiadi, che sono tanti. E sono venuta a salutare Mara Navarria simbolicamente per salutarli tutti, ma anche perché, e questo lo dico anche a nome del presidente Fedriga, Mara Navarria sulla sua maschera porta l'emblema del Friuli Venezia Giulia, perché ha scelto di avere uno sponsor in meno ma la sua terra in più, e quindi mi sembrava che meritasse un saluto. Mara Navarria, mamma, donna, campionessa e anche ambassador della Regione Friuli Venezia Giulia, come vive questi ruoli? Ma sicuramente è un impegno, però ci vuole allo stesso tempo passione, meno per quello che è il lavoro, dedizione e poi una grandissima organizzazione dietro le quinte, quindi come essere mamma ma anche come essere moglie, quindi voglio ringraziare tantissimo mio marito Andrea Lococco che mi aiuta e mi sostiene in questo percorso di atleta. Però ci vuole anche tanta convinzione e quello che io dico ogni tanto è la voglia di arrivare e avere l'obiettivo chiaro, quindi basta scegliere e come ho scelto io possono scegliere, chiunque può scegliere quale strada intraprendere. E lei diffonde anche i nostri paesaggi, la nostra cultura con entusiasmo. Ma sì, io ho creato questa rubrica che si chiama Io Baceseme, giovedì a casa mia, all'inizio solo su Instagram, sono partita da casa, da Carlino, dalla tabella che è a 20 metri da casa mia, dove mi sono trasferita veramente da un mese. Abbiamo questa nuova casa con appunto molto terreno e sono partita da lì per diffondere quello che è la mia origine, quello che è il legame con la mia terra, la mia famiglia e i miei amici. Vivo in un paese che ha un passo dal mare alle montagne, perché non condividere e far conoscere questa regione che è molto bella.